È stata una giornata particolare, ma non per questo viene messo sotto accusa il passante. Cosa è successo? È successo, l'abbiamo verificato in loco, che quando il passante arriva sulla 4, sulla Mestre Trieste, da 5 corsie, 3 del passante più 2 della tangenziale, arriviamo, si restringe a 2 corsie, quindi da 5 a 2. Lì c'è inevitabilmente una strettoia, ma tutto sarebbe funzionato liscio, come d'altro canto è funzionato il venerdì. Teniamo presente che il sabato sono transitate lì circa 83.000 autovetture, il venerdì sono transitate 84.000 e non è successo niente. Perché è successo questo sabato? Perché ci sono stati una serie di incidenti piccoli, 6 piccoli e 2 importanti, che di fatto hanno ristretto ancora sul tratto Quarto d'Altino, San Donà, Cessalto, che a quel punto hanno ristretto ancora da 2 corsie a una corsia. Ecco spiegato l'arcano, ecco spiegato cosa è successo, ce ne scusiamo, ma non dipende dalla nostra volontà. E tutte le altre sono polemiche, qualcuno si aspettava altro per innestare le polemiche. Noi a questi diciamo che non solo il passante serve, il passante ha retto, il passante è un'opera fondamentale per il nostro territorio, per l'Alta e per l'Italia, e che vadano a fare le loro polemiche su altri versanti. Non da oggi ci siamo impegnati sulla terza corsia, già dal 99 e l'allora ANAS e il Ministero ci dissero che era superflua. Poi siamo ritornati alla carica nel 2006 con l'allora Ministro Di Pietro chiedendo cosa? Chiedendo l'attivazione del commissario con poteri speciali, così come abbiamo visto, e anche i frutti abbiamo visto sul passante. Ci è stato negato, per fortuna è arrivato il governo Berlusconi, abbiamo ripetuto la richiesta e ci è stato concesso, tant'è che i lavori sulla terza corsia partono all'inizio del prossimo anno. Non v'è dubbio che bisogna aprire delle aree di rifornimento e di sosta all'interno del passante, ma questa non è stata assolutamente la causa. Le norme prevedono che ci siano delle aree di sosta, siano distanziate a 35 km l'una dall'altra, e sul passante ci siamo, perché tra quella dopo la biforcazione e l'altra sulla 4 siamo entro i 35 km, quindi da questo punto di vista non ci sono polemiche, ma sono appunto solo polemiche, perché pensate, vi lascio immaginare, se anche avessimo avuto un'area di sosta, se il Maxingorgo si sarebbe risolto. Io credo di no.